Francesco Peghin il nome come candidato sindaco di Padova su cui state puntando in questo momento? Francesco Peghin sicuramente sarebbe un fuoriclasse per la città di Padova, garantirebbe a Padova la capacità davvero di sognare in grande. Resta ancora aperto il tavolo della coalizione, quindi sui nomi, sulla squadra, sui programmi ci si confronta con le altre forze politiche di centrodestra e con le altre forze civiche. Noi vogliamo un'amministrazione capace di dare a Padova una visione di ampio respiro, una visione che abbia a che fare con i prossimi 40-50 anni. Non è però ancora il candidato certo. Sul tavolo del centrodestra che vuole presentarsi unito a Padova nel 2022 ci sono l'imprenditore padovano Luigi Sposato che già aveva tentato la corsa 4 anni fa, un candidato politico e un outsider, il virologo Giorgio Palù, attuale presidente dell'AIFA. Intanto però il coordinatore regionale leghista conferma l'incontro a Roma tra Matteo Salvini e l'ex presidente di Confindustria Padova Francesco Peghin. È uno dei nomi che appunto ha incontrato Matteo Salvini, sicuramente è importante perché il nostro movimento anche a livello federale dà un occhio a livello territoriale. Nelle grandi città come Padova non possiamo che essere appunto, non possiamo che aprire un dialogo. Cerchiamo di chiudere la partita nei prossimi mesi, vogliamo accelerare per poter dare ai padovani un'offerta politica chiara, precisa, valida, per poter poi spiegarla ai cittadini.